Mia mamma mi ha commissionato un video musicale da fargli a mia sorella che fa il compleanno. Però vedi anche là, avevamo parlato, probabilmente non in questo video ma nei precedenti, del successo della vita, no? E ti avevo fatto l'esempio di quello che si innamora dei barche, no? Che va a fare l'ammiraglio. E guarda mia sorella, a Gassuco ieri e devo fare a scuola di volo e a pilotare ieri, cioè vito a volte, basta impuntarsi. Cioè, come cambia la vita, sono le 18:02. C'è un tempo sarei già dentro in macchina, perché sai, quando era le 18 al lavoro era un po' come tipo il film di Fantozzi, è presente? Tutti in posizione da partenza podistica, no? Che la gente che si gettava fuori alle finestre, cioè più o meno uguale, solo che eravamo al piano terra, altrimenti mi sarei buttato anch'io. Adesso invece sono le 18:02 e dico no, cazzo, è già finita. Cioè, perché io mi sto godendo, guarda. Per carità, sto mezzo lavorando, non sto proprio lavorando, nel senso che sto pasturando, visto che ho dei lavori che posso mettere un attimo in pausa, sto creando il mio shop di accessori, di roba per camper, magliette, tutto a tema camper, ma poi farò anche il tema sexy, MILF, quelle cosine lì. E su andare a darci un occhio nel mio sito di lavoro, yuriwebdesign.it, poi clicchi shop, toc là, e niente, c'hai il tutto. Adesso sto facendo i tappetini per il bagno. Sta iniziando a grandinare. Mannaggia, i semati, mi nutra del continuo, ma mica dico di no, perché dopo veramente mi sento... No, disagio, mi sento tipo, no, privilegiato, mi sento carica, signore. Mi sento probabilmente anche che in qualche modo, insomma, non mi merito tutte queste attenzioni. Cioè, in cambio di cosa? Cioè, capisci? Cioè, bello sì il gesto, ma in cambio di cosa? Cioè, io non gli offro mai da mangiare, hai capito? A parte il caffè che l'altra volta, ma è questo il mio blocco. Ah, passatina dei fasioi fatta in casa. Ah! So che saranno sempre i soliti discorsi, ma è un sogno che si realizza. Cioè, adesso sto studiando, non sto lavorando. Però nel mio caso lo studio è parallelamente correlato al lavoro, cioè proprio la stessa identica cosa, tra virgolette. Tutto ciò che imparo lo uso per il lavoro, roba di lavoro. Sto studiando, approfondendo il CSS, che è un linguaggio di programmazione, fogli di stile, fogli a cascata per la grafica dei siti internet. Bello, tanta roba, c'è proprio bello. Dentro il mio, guarda come HP, dentro la mia stanza dei sogni, con tutta la mia roba. Tutti gli evidenziatori, penne, pennarelli, computer, cassetti, disastro. La stanza della creatività l'ho sempre sognata fin da bambino. Poi, come ben sai, da adolescente c'è stato il discorso furgone. Ancora non esisteva a Van Life, o meglio, non la conoscevo, diciamo, ecco, che cagala. E poi la casetta piccola, ok, che devo prendere il prefabbricato quella volta. E dopo, guarda, sommando queste cose è venuto fuori sto camper, sommando tutte e tre le cose, pensate. Quando ti dico sempre, ti faccio capire che la mia vita è facile e felice, a parte ogni tanto qualche spauracchio, ma la teta quella volta pensavo di avere un tumore, in realtà adesso no, per fortuna non è assolutamente quello. Ma vedi anche il discorso che io adesso non ho un cazzo di desideri, o meglio i desideri che ho sono di imparare certe cose del computer eccetera, però imparare queste cose, faccio un esempio, cioè per capire vari in che strada mi sono buttato, non costano niente, o meglio, vabbè, qualche libro capirai, ma mi fanno guadagnare, cioè le cose mi sono portato a andare su delle cose che mi piacciono, che mi fanno guadagnare Sky, cioè capisci? Invece di buttarmi, non so, sulle macchinette piuttosto che sulla droga o altre cose, mi sono buttato su una cosa che mi appassionasse, in questo caso va bene informatica, come sempre capirai che novità, e che però mi tira dei soldini. Oggi faccio cuoco, fai braghe, no peraltro. Guardavo tutti questi nuovi prodotti per cani e gatti che rispettano la natura dell'animale, voglio dire, perché gli danno da mangiare ciò che il loro istinto richiede, tipo, non so, l'ananas, la papaya, il kiwi, cioè, immagina il gatto va amato, poi il kiwi o il mango, adesso sfonda del mango il gatto è nato per mangiare il mango. Bucato, cazzo! Devo stendere il bucato! Dai, che si asciuga! Senti che potenza! Sono orgogliosissimo di sta maglietta. Per me è una cosa tanto grande, a parte che me l'ha stampata sbagliata perché il cuore è troppo basso, è sproporzionato il peso della grafica non rispetta la regola aurea, che è una sorta di formula geometrica
alla quale però insomma non è necessario sottostare se si ha del buon senso. Il buon senso è per il buon senso estetico, è quel calcolo a livello inconscio che dice quella cosa qui ci sta bene indipendentemente dai calcoli matematici che uno fa, oppure no, hai capito? Però niente, indossare una cosa col logo della mia agenzia è tanta... Sto cane, che torso. Hai preso paura, amore? Porca miseria. Cosa, amore? Te, fidanzata e i suoi film dei polizieschi. Ma sarà di dormire a Anera perché è morta? Anna, non dormono sdraiate. Ma circo, cavolo, proprio non che scampa niente, Dio caro, è una roba terribile. Allora, voi sapete che io nutro il massimo rispetto per i vegetariani e vegani, anche perché lo sono stato anch'io e lo tornerò ad essere. Però, attenzione, che così magno solo che robe che casca dagli alberi, attenzione perché qua le piante gaine, Dio caro. Aspetta perché questa è per pochi, sa tu chi che l'è questo? Questo qua è il zio Reginaldo. Ah, te ho riconosciuto, il zio Reginaldo. Via, Max, zitto, fuori di qua. Via, fuori, fuori, sparisci. Finalmente. Ma è lo zio Reginaldo? Zio Reginaldo? Oh, Gwendalina, Adelina, oh, le mie nipotine preferite. Zio Reginaldo, io ho l'impressione che tu abbia bevuto. Santo cielo, che ne è delle tue belle pene posteriori? Ragazzi, è vergognoso. Non credereste mai che cosa hanno cercato di fare al vostro povero vecchio zio Reginaldo. Guardate, guardate qui. Oca arrosto con mele e castagne e fegato d'oca annaffiato con Madeira. Fiato da leone. A questo ce l'hanno affogato nel Madeira. Orribile. Essendo inglese, avrei preferito con lo sherry. Sherry! Sherry! Zio Reginaldo, questo è il colmo. Vuoi dire che lui è colmo? Po. E che colori brutti. Oh, venerdì sera, guarda, l'area camper di Barcis vuota. Comune, mettetela, guarda, c'è il T4, ma vabbè, comunque spende 100 passami euro per un furgone minimo e poi per mettersi l'area camper di Barcis. Mettetela 80 euro al giorno, dai, già che ci siamo, no? 80 euro, ma sì. Dai che venerdì! Oh, Pulmino sta facendo andare l'Xbox, il riscaldamento, ricaricando 2 batterie di 2 bici elettriche e il Bluetti. Ciao. Ogni tanto ci penso a riprendermi la moto, ma anche spesso ci penso, però veramente cestino sempre subito l'idea perché non vado via, non ho neanche tempo o occasioni per andare via sufficientemente con l'e-bike, figurati vado a prendermi una moto. Cosa significa questo? Che quando a te ti viene voglia di una cosa, uno sfizio, un capriccio, pensaci su, cioè compra tutto quel cazzo che vuoi, ma dici, ma dopo quante volte la uso? Ok? Cioè io l'e-bike l'ho strafrugata, cioè quella piccolina a 400 km, quella grande ne ho già fatti a migliaia, ma voglio dire, la moto se la usi 2 volte all'anno, cazzo va a noleggiartela, costa, ho capito che costa 160 euro, darà fastidio, ma 160 euro invece di spenderne 10 o 20 mila, sti cazzi. Sono andati via quasi tutti, hanno finito di fare la van life e sono tornati indietro con una fidanzata che legge i libri che la fanno incazzare perché ogni tanto la senti che dice sta puta troia e sto testo del cazzo perché tutti i
No, non si trattano male le persone. Vabbè, ma è un libro, cioè... Ma sì, ma magari anche un po' di roba vera, perché funzionava così in passato, perché uno Sì, era per ebreo, carità. non bruciarlo, lamentarsi che aveva rubato. Sì, ho capito. Queste robe mandano in bestia. Sì, infatti tu che si incazza. No Van Life? Sì, Van Life. Perché poi impaierà facendo i video su YouTube che se non ti fa il caffè non ti si deve fare Van Life. Cioè, se è una roba singola, mi dispiace, poi dopo tutte le gastriti che viene su. Ovviamente sto scherzando. Però è interessante notare come ci possono essere involontariamente degli stereotipi che può essere quello del ciclista piuttosto che quello della van life, eccetera eccetera eccetera. Ogni cosa può avere il suo stereotipo, è interessante osservarli, basta, semplicemente osservarli. Devo dire però ragazzi che il Bluetti ha passato tutti i crash test, cioè ci ho fatto di quelle robe da enduro con la graziellina là che mette, per carità anche graziella, però no, funziona bene, dai, è una roba solida, valida, dai. Come ti ho già detto, aspetta che intanto sistemo, per me è una cagata, nel senso, a me cosa serve? Ho un camper, ho l'impianto al litio e adesso mi serve il Bluetti, però per un'auto o per chi va via con la e-bike in auto è una cosa a dir poco indispensabile, ok? O anche per un fotografo che si vuole portare nel furgoncino piuttosto che nell'automobile il computer portatile, piuttosto che mette in carica il drone, macchine fotografiche, eccetera eccetera. È un salvaculo non da poco, devo dirlo, inutilissimo in camper ma estremamente utile in altri contesti, quello sì. Infatti non riesco a capire come mai me ne hanno mandati anche due, porca miseria. Cioè con un camper come faccio a utilizzare il Bluetti? Piccolo break, voglio far fare questa riflessione che mi è nata così mentre mi spaccioravo le scarpe nella sabbia, no? Ci sono stati momenti della vita in cui non ho pienamente compreso il significato di ciò che volevano trasmettere i miei amici defunti, no? E serie qui di libri, gli antichi greci piuttosto che i nostri filosofi latini e via discorrendo, ma tipo, non so, per citarne alcuni, andiamo oltre la filosofia parlando di psicologia, tipo un Jung mi è stato difficilissimo da digerire, ed tante robe non ho proprio capito un cazzo, e qua è il punto, collega il fatto che io non capisco un cazzo. Poi, non so, un Theodor Adorno, magari colpa anche del traduttore, per carità di Dio, ma anche lì ci ho capito abbastanza un cazzo. Del Schopenhauer ho quasi sempre capito tutto, tranne ad esempio il mondo come volontà e rappresentazione, anche là non ho capito un cazzo, però vedi qual è la cosa importante della vita? Che io dico a me stesso, cioè che capisco, che percepisco che non ho capito un cazzo, e non è che dico quello è scemo, quello dice stronzate, semplicemente mi accorgo di non aver capito un cazzo, così mi prendo avanti, perché alla fine tutto il mondo è paese, no? E quindi questo ragionamento vale e sicuramente varrà quando in futuro magari qualcuno che non capisce certi miei ragionamenti, certe mie frecciatine, certi miei aforismi forse spesso troppo sintetizzati, che non venga a dire che Singa non capisce un cazzo, perché dopo mi tira anche i coglioni. Scherzi a parte, guarda il mare mentre ti dico sta roba, è una piccola, passami l'arrogante termine, che chissà con quale presunzione tiro fuori ogni volta, è questo lezione che do, ok, sull'umiltà. E l'umiltà non è quella falsa modestia che dice no, non so così bello, non ho così tanti schei, eccetera eccetera. No, l'umiltà è il mettere in discussione le proprie convinzioni. L'umiltà è mettere un freno e legare ad un bel paletto il tuo punto di vista, cioè tu vedi una cosa, credi di capirla, ok, fermati lì, lega questa tua interpretazione, bloccala, congelala, e poi guarda anche quelle degli altri o semplicemente riformulala, come insisteva sempre Einstein, Dio caro, alla fine era quello che batteva sempre, che il poro vecchio. Boh, basta, tutto qui, ciao, alla prossima. Dopo fermo, ascolta, pausa, ciao, alla prossima, un cazzo. Ascolta gli altri, per carità di Dio, ma se dopo veramente sei sicuro, capisci che altri dice proprio stronzate o comunque cose, diciamo, terra che non ti sono di nessun utilizzo, allora lì sì, va bene, tra virgolette, tappasse erecce della serie, andare per la propria strada, ok? Allora in quel caso si è giustificati. Certe notti per dormire mi metto a leggere e invece avrei bisogno
timidi silenzio. Certe volte anche con te sai che ti voglio bene, mi arrabbio inutilmente, senza una vera ragione. Sulle strade al mattino il troppo traffico mi sfianca. Mi innervosiscono i semafori e gli stop, e la sera ritorno con malesseri speciali. Non servono tranquillanti o terapie, ci vuole un'altra vita. Su divani abbandonati a telecomandi in mano, storie di sottofondo, Dallas e i ricchi piangono. Sulle strade la terza linea del metro che avanza, e macchine parcheggiate in tripla fila, e la sera ritorno con la noia e la stanchezza. Non servono più eccitanti o ideologie, ci vuole un'altra vita. Go, 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 go,